Benvenute e benvenuti a questo appuntamento dedicato all'obiettivo 5 di Agenda 2030, ovvero al tema delle pari opportunità tra uomini e donne. E ringrazio Anima Impresa per questa opportunità di parlare di una tematica o di un obiettivo tra i 17 possibili che insomma sto monitorando da diverso tempo, nel senso che come nella mia collaborazione con l'IRES, che è l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia, e associato ad Anima Impresa, mi sono occupata sia da un punto di vista di studio e di analisi, ma anche di sviluppo locale, di tutto ciò che riguarda le politiche di genere nel mercato del lavoro. Inoltre, nella esperienza come consigliera di parità di area vasta del Pordenonese, ho in qualche modo toccato con mano tutta una serie di problematiche che esistono sia per quanto riguarda una difficoltà che incontrano ancora i contesti socio-economici nel valorizzare appieno la componente femminile nel mondo del lavoro, ma anche ho potuto rilevare tutta una serie di opportunità che si possono aprire nel momento in cui un sistema territoriale ed economico impara o si rende conto delle potenzialità che possono emergere da un pieno coinvolgimento di tutte le risorse presenti in un territorio, quindi evitando non solo il crearsi di diseguaglianze, di discriminazioni, ma soprattutto valorizzando tutto ciò che è presente. Ecco, iniziamo quindi a guardare insieme una serie di dati relativi allo scenario di riferimento. E il dato che i dati che ci interessano, insomma, sono messi bene in evidenza da un monitoraggio che viene realizzato a livello europeo, in particolare dall'EIGE, che è l'European Institute of Gender Equality, che da diversi anni ha costruito un set di indicatori complessi che permettono di misurare la distanza che esiste rispetto al conseguimento effettivo delle pari opportunità tra uomini e donne. Perché utilizzare così come sfondo questi dati? Perché comunque ci aiuta a capire come si posizioni l'Italia rispetto al resto d'Europa e anche questa comparazione ci permette di vedere come magari alcune risposte che sono state date anche in termini o di policy o di iniziative intraprese dai vari sistemi abbiano portato negli anni a performance differenti rispetto alle nostre. Perché vi mostro questi dati? Perché effettivamente sono interessanti da considerare in una maniera, io direi, dinamica, cioè al di là delle fotografie che vi mostrerò relative all'ultimo anno, proprio per posizionare come dei punti fermi su cui ragionare, mi preme sottolineare un fatto, cioè di pari opportunità tra uomini e donne si parla da decenni. Il punto di partenza sostanzialmente per quanto riguarda tutta una serie di strategie che tutt'oggi vediamo attive, che ci stanno guidando, insomma, e si stanno evolvendo, come punto di partenza io porrei il 1995, perché è chiaro che prima è stato fatto molto sia dall'Unione Europea, perché pone come principio fondante l'uguaglianza di genere nel Trattato di Roma del 57 e ricordo così en passant che anche la nostra Costituzione prevede l'uguaglianza tra uomini e donne. Però in termini di policy e di strategie ricordo il 1995 perché in quell'anno si tenne a Pechino la Conferenza Mondiale delle Donne dell'ONU e fu un punto di svolta di cui tutt'oggi, diciamo, continuiamo a beneficiarne in termini di concetti che vennero espressi, ma anche di strategie che vengono tuttora seguite. E nonostante insomma siano passati diversi anni, direi, non sono stati raggiunti tutti gli obiettivi che si erano prefissate le organizzatrici e gli organizzatori di quell'evento mondiale. Tant'è che adesso il traguardo di Agenda 2030, in particolare dell'obiettivo 5, sarà un po' un ulteriore, credo, punto di svolta, perché sarà un po' un tirare la riga su ciò che è stato fatto e su quello che si è davvero riusciti a
a conseguire. Ecco, nel 1995 questi termini che vi ricordo, tra gli altri, e ancora naturalmente si possono trovare tutti i lavori, tutto ciò che emerse da quel grande convegno. I concetti cardine che ritroveremo anche oggi nel parlare sono quello dell'empowerment, quindi lavorare sul singolo individuo, sulla singola persona secondo un approccio anche per capabilities, cioè per sviluppare le potenzialità a 360 gradi che ha una persona. Il tema del gender mainstreaming, che vuol dire un po' quello che stiamo cercando di fare oggi e che anche l'obiettivo 5 in realtà si sta proponendo, cioè non facciamo iniziative separate quasi fossero appunto per micro minoranze o per problemi così che insomma sono talmente micro e specifici che richiedono una lettura e un'analisi separata, ma cerchiamo di pensare sempre a questa dimensione di genere. Ecco, il mainstreaming vuol dire lo metto in tutte le cose che faccio. Ecco, questo è un percorso anche culturale importante che non è stato conseguito in pieno, ecco, neanche nelle politiche aziendali, per esempio. L'altro grande tema che venne introdotto è quello della work-life balance, cioè la possibilità di bilanciare tempi e ruoli familiari con tempi e ruoli lavorativi e delle città. Ecco, anche questo è un grande percorso che alcuni paesi hanno compiuto in maniera più rapida ma non completa e che forse rimane uno dei le grandi sfide, ecco, che aspettano il nostro paese e anche la nostra regione. E poi un po' venne introdotto all'epoca il rafforzamento delle strategie di tutte di parità, quindi un po' rafforzare strumenti, buone prassi, percorsi. Ecco, dopo tanti anni, perché siamo a fine 2020, continuiamo ancora a parlare della necessità di attuare, non di inventare niente di nuovo, ma di attuare quello che era stato previsto all'epoca. Quindi cosa fa l'EIGE? Da molti anni monitora insomma questo percorso. In realtà non lo fa solo l'EIGE a livello di sistema paese, lo fa per esempio l'Istat attraverso tutti gli indicatori che vengono naturalmente utilizzati nelle statistiche nazionali, ma anche da alcuni anni è stato introdotto il BES, il bilancio equo e sostenibile, in cui vi è una attenzione anche alla dimensione di genere, viene letta sia in un capitolo specifico ma anche in modo trasversale, quindi disaggregando tutta una serie di voci legate per esempio all'innovazione, all'uso del tempo, alla presenza nei luoghi decisionali, che aiutano il legislatore ma anche noi cittadini e cittadine, sistema del mercato del lavoro, di attori del mercato del lavoro, a capire insomma come ci stiamo posizionando. Ecco, l'indicatore da cui voglio partire, che vi propongo, è quello proprio il più recente che abbiamo, relativo al Gender Gap Index, quindi l'indice di differenza di genere che viene utilizzato a livello europeo e che proprio per la UE a 28 paesi è pari a 67,9 punti. Cosa significa? Che se 100 è un contesto di parità, noi diciamo siamo un po' a 2/3, un po' più di 2/3 come sistema Europa rispetto a questo percorso. È interessante osservare quali sono un po' gli ambiti di riferimento che utilizza questo indice complesso, che sono quelli del lavoro, della finanza, dell'aspetto monetario e retributivo, della conoscenza e istruzione, dell'uso del tempo, della partecipazione ai livelli decisionali sia politici sia a livello di sistema impresa e infine quello della salute. Come si posiziona l'Italia? L'Italia si posiziona quest'anno nel 2020 al 14° posto, al di sotto della media europea. L'Italia è di 63,5 punti, quindi circa 4 punti al di sotto della media europea. Cosa vuol dire? Che se l'Europa ha molto da fare, noi ancora di più. È interessante considerare due elementi, due fattori prima di procedere. Il primo, chi è al primo posto di questo Gender Gap Index?
è la solita Svezia. Dico la solita perché, come per chi osserva questi contesti da un punto di vista di genere, i paesi nordici sono sempre stati dei punti di riferimento, dei benchmark forse un po' irraggiungibili per noi, però di fatto si sono sempre posizionati ai primi posti. E quindi la Svezia ha oltre 80 punti, quindi proprio svetta sicuramente ai primi posti in classifica. Però al terzo posto troviamo la Francia. La Francia non è un paese nordico e si affaccia anche sul Mediterraneo, ha forti similarità con il contesto anche italiano, per cui più che guardare alla Svezia, ultimamente, negli ultimi anni, anche a livello di policy, si guarda alla Francia. Perché si guarda alla Francia? Perché ha cercato di rispondere in modo diverso, in modo importante, a una delle grandi sfide che, se vi ricordate, avevo citato all'inizio, che è la sfida demografica e le politiche familiari. Quindi ha risposto alla dimensione del work-life balance in particolare in maniera, diciamo così, consistente, tanto da scalare questo ranking, questa classifica, in maniera molto intensa, ecco, diciamo così. Anche l'Italia ha fatto dei passi avanti, questo va detto, dalla fotografia solo dell'ultimo anno non emerge, però è importante sottolinearla perché infatti se il confronto con il 2010, per esempio, si colloca ai primi, al 12° posto con un'ottima performance per quanto riguarda la salute, per quanto riguarda il denaro e quindi anche il gender pay gap, che è uno dei grandi problemi che vengono affrontati a livello europeo, in Italia è un po' meno marcato rispetto ad altri paesi. Rimangono però, nonostante il miglioramento complessivo del sistema paese, 4 ambiti forti su cui dobbiamo ancora lavorare, ci sono ampi margini di miglioramento. Quello del potere, cioè la presenza femminile nei luoghi decisionali, quello dell'uso del tempo. Sul potere, ad esempio, il nostro ranking abbiamo l'indice è di 48,8, quindi molto molto basso. Sulla dimensione, l'ambito del tempo, su cui l'Italia ha 59,3 punti contro 65,7 dell'Unione Europea. L'altro grande ambito è quello del lavoro, perché l'Italia si pone a 63 punti rispetto ai 72 dell'Unione Europea, e poi rimane anche quello della conoscenza, in cui il divario rispetto alla media europea è un po' meno marcato, abbiamo 63,6 punti la media europea e 61,9 la media italiana. Questo sembrerebbe un po' ci colpisce perché, per esempio, l'ultimo dato che è stato pubblicato dall'Istat relativo al censimento fa vedere come su 100 laureati 56 siano donne, quindi abbiamo un tasso di laureate che è cresciuto in maniera rilevantissima negli ultimi decenni, però rimane un fattore di percorsi, cioè in cosa ci si laurea. È quello che sta chiedendo il mondo del lavoro. Sono spendibili nel mondo del lavoro le lauree femminili o i titoli di studio femminili? Ecco, questo è un altro dei grandi dilemmi che emerge, che poi si osserva anche non solo nel mondo del lavoro, ma anche nei percorsi all'interno di crescita all'interno delle aziende. Quindi come si colloca l'Italia? Insomma, può naturalmente l'Europa ha margini di miglioramento significativi, l'Italia ancora di più. Ecco, questa è l'ipersintesi dei dati che ci rimandano dal gender index relativo all'Italia e all'Europa. Considerando in particolare la diversa partecipazione maschile e femminile al mondo del lavoro, vi ricordo che insomma 3-4 indicatori che si osservano in continuazione, insomma, per capire come si sta modificando l'occupabilità e le prospettive per uomini e donne. Il fondamentale, o quello che si guarda per primo, è sicuramente il tasso di occupazione. Allora, se quello maschile in Friuli Venezia Giulia nel 2019 era del 74,5%, quello femminile, e si sta parlando di fasce di età dai 15 ai 64 anni, è di 58,6 punti. Ora capite bene che è un divario rilevante che si è costruito però negli anni.
guardandolo in modo dinamico, diciamo che era cresciuto, poi in seguito alla crisi del 2008-2009 c'era stato per un periodo un aumento del tasso femminile, una diminuzione di quello maschile, ma di fatto il divario non era mai stato fortemente intaccato, se non per degli effetti dovuti appunto alla crisi, al fatto che era stato colpito soprattutto il manifatturiero. Cosa si osserva oggi? Si osserva che comunque il divario rimane e tra l'altro si sta accentuando per effetto del Covid, questo gli ultimi dati Istat lo segnalano in maniera abbastanza netta con l'ultimo trimestre del 2020, però al di là dell'indicatore del tasso di occupazione, cioè la capacità di assorbire manodopera del sistema locale, che vedete è diverso per uomini e donne, ci sono anche una serie di altri elementi. Intanto il livello di maggiore precarietà che riguarda soprattutto la componente femminile, il fatto che i lavori a termine siano più per le donne che per gli uomini, il fatto che il part-time riguardi circa il 33% delle donne e solo l'8% degli uomini, per esempio, in Friuli Venezia Giulia, e il fatto che le donne, la componente femminile, si concentra in particolare molto di più rispetto alla componente maschile nel terziario, nel tutto ciò che riguarda i servizi di ristorazione, di accoglienza, delle infrastrutture di accoglienza, quindi turistiche legate al turismo, nella pubblica amministrazione e nel settore educativo nel settore educativo e dell'istruzione e dei servizi alla persona in generale. Ecco, capite che chiaramente se ci sono delle concentrazioni forti in certi settori, nel momento in cui vengono colpiti da shock o crisi economiche è più probabile che l'impatto non sia neutro appunto rispetto a queste persone, ed è quello che un po' si sta osservando adesso per effetto del Covid. E quindi oltre a questi scenari che sono legati un po' alla congiuntura economica, rimangono dei grandi problemi di tipo strutturale, quindi che ci portiamo dietro da decenni. E questi sono la problematica connessa alla difficoltà di conciliare ruoli e tempi lavorativi e familiari, alla crescita, sì, come citavo in precedenza, dei titoli di studio, ma sono titoli di studio che non trovano spendibilità e possibilità di valorizzazione nell'attuale mondo del lavoro. D'altra parte, però, uno scenario che si sta rafforzando anche per effetto della trasformazione proprio del lavoro e della digitalizzazione sono le competenze che vengono sempre più richieste per affrontare le sfide di cambiamento che stiamo osservando e che si stanno verificando. Queste competenze, che è vero, sono molto legate al digitale, quindi tutto ciò che riguarda la digitalizzazione, ma anche legate alle cosiddette soft skill, cioè alla capacità di stare nelle imprese, a come ci si relaziona all'interno e all'esterno delle imprese. E sono delle competenze che fino adesso erano state poco valorizzate e che invece si stanno rivelando strategiche. Curiosamente, o in modo direi molto interessante, sono tutte competenze che venivano assegnate o riconosciute soprattutto nella componente femminile della forza lavoro. Quindi se da un lato è vero che abbiamo poche donne laureate in percorsi STEM, quindi non stanno partecipando in maniera attiva alla digitalizzazione, al processo di digitalizzazione tecnologico, d'altra parte si stanno aprendo dei nuovi scenari legati all'utilizzo e magari una maggiore capacità da parte delle imprese di valorizzare queste soft skill che fino adesso erano e sono tuttora ancora considerate come secondarie o non si valorizzano nel modo che insomma potrebbe essere valer la pena valorizzare. Ecco, questo è un discorso che in realtà si fa da anni e che si cerca di spingere le imprese o i contesti anche organizzativi a riconoscere, imparare a valorizzare, ma che richiede naturalmente un approccio diverso alla gestione delle risorse umane, ma anche la capacità di superare quel grande scoglio legato al work-life balance e alla possibilità di gestire i tempi, che rappresentano di fatto uno dei massimi vincoli per l'occupabilità soprattutto femminile.
Naturalmente una delle riflessioni che vengono portate e sviluppate a livello di strategia dell'Unione Europea è: superiamo questi vincoli strutturali al work-life balance in modo tale da valorizzare appieno le competenze delle persone. Ecco, su questo alcuni paesi, citavo in precedenza la Francia, hanno effettivamente investito molto e fatto dei passi in avanti rilevanti. L'Italia è un po' più indietro, e anche a livello di regione, per quanto siano stati attuati una serie di interventi, di iniziative, di progettualità, rimane comunque ancora un investimento forte da fare, che è sicuramente in strutture magari legati alla possibilità di avere più strutture soprattutto per l'infanzia, o eh, più dialoganti con i tempi del mondo del lavoro, ma anche viceversa. Quindi forse anche ripensare i paradigmi dell'orario di lavoro potrebbe aiutare a risolvere questo nodo complesso della conciliazione che ci portiamo avanti da decenni. Ecco, questa rappresenta per il nostro contesto produttivo, per il contesto territoriale e anche culturale, il grande nodo da sciogliere, perché anche parlando con le imprese o col mondo produttivo, difficilmente si trovano ormai persone che dicono: vabbè, gli uomini sono più bravi o le donne meno brave. Diciamo che la capacità di riconoscere le competenze tecniche si è acquisita nel corso degli anni. Rimane però sempre questo grande vincolo del tempo e il vincolo della, come dire, gestire questi ruoli anche in modo diverso e più innovativo rispetto al passato. Ecco, su questo ci sono tutta una serie di buone pratiche, di iniziative che esistono e che possono aiutare il sistema a fare il sistema nel suo complesso, quindi tutti gli attori, a fare un passo in avanti da questo punto di vista. Dunque, se ci troviamo di fronte a un sistema, un mondo del lavoro che di fatto, facendo proprio una fotografia, ci mostra anche a livello numerico, con anche monitoraggi che vengono fatti periodicamente sulla struttura maschile e femminile delle organizzazioni, o per esempio sull'utilizzo dei congedi parentali diverso da parte di padri e madri, o il fenomeno delle dimissioni delle lavoratrici madri in seguito alla maternità. Ecco, nonostante i dati appunto ci dimostrino che il problema rimane, così come la cosiddetta segregazione occupazionale in mansioni o settori, d'altra parte stanno emergendo nuove opportunità per superare queste problematiche storiche, direi, e sono offerte da strumenti che esistono di fatto in altri paesi, penso soprattutto al contesto anglosassone, da molto tempo, ma che sono ancora poco utilizzati da noi, poco conosciuti e guardati un po' come: beh, vabbè, ma sì, pensiamo ad altro nel frattempo. Ecco, come dicevo, l'obiettivo 5 di Agenda 2030 pone un po' una nuova sfida, quindi ci dice: vabbè, nei prossimi 10 anni cerchiamo di impegnarci in modo tale da non sprecare competenze, risorse e talenti. Come fare? Ecco, ci sono una serie di strumenti. Sicuramente tutta la tematica connessa al welfare aziendale, alla possibilità di utilizzare degli strumenti per anche andare incontro alla necessità di conciliazione, era rappresentato un contributo concreto e utile. Di fatto, quando era stato introdotto, da qualcuno era magari guardato anche con sospetto, si temeva una sostituzione del welfare classico, insomma, con questo nuovo welfare che avrebbe potuto creare o potrebbe creare delle diseguaglianze tra chi è dentro alle imprese che attuano pratiche di welfare aziendale e chi non ne può far parte, quindi sicuramente c'è una dualità da questo punto di vista. Però di fatto sono delle sperimentazioni interessanti che hanno aiutato anche molti contesti aziendali a fare un cambio di mentalità, perché ha significato ascoltare i fabbisogni delle proprie lavoratrici e dei propri lavoratori su aspetti che di fatto venivano considerati come un po' un impiccio, come un altro rispetto al contesto aziendale. Quindi queste sperimentazioni stanno portando effettivamente a risultati positivi, come è noto, in termini di produttività, di
presenza, quindi minor assenteismo e con un beneficio anche proprio nello stare in azienda, sul benessere organizzativo. E quindi con, diciamo, è un rapporto, come si suol dire, win-win. Chi monitora questi risultati e che cosa viene fatto anche a livello di piccola e media impresa, che è un po' l'ossatura del nostro paese, della nostra regione, come sapete è il rapporto Welfare Index PMI che viene promosso da Generali ogni anno, ed è interessante osservare proprio da questo rapporto come negli anni è proprio mutata la composizione, i pacchetti che vengono offerti e proposti dalle imprese. Perché in questi pacchetti offerti dalle imprese la conciliazione all'inizio era agli ultimi posti, andavo spesso a guardare, era agli ultimi posti, si chiedeva molto di più pacchetti legati alla salute, alle proposte di salute integrativa, di previdenza. Invece adesso sta aumentando nei bouquet, diciamo così, di proposte che vengono fatte a livello aziendale, ma soprattutto ha consentito alle aziende di mettersi in relazione non solo in ascolto dei propri dipendenti, ma anche finalmente ragionare in un'ottica di sistema, cioè guardando al territorio. Quindi non solo cercando delle soluzioni esistenti a livello territoriale, magari iniziando a parlare con il terzo settore presente in una determinata area, con gli enti locali che magari hanno già dei servizi ma non erano abituati a ragionare anche in termini di dialogo col mondo produttivo. E quindi piano piano questo sperimentare, questo prestare attenzione a queste nuove esigenze ha creato di fatto un valore condiviso su un tema che è quello della conciliazione, che fino a un paio di anni fa era vissuto sempre solo come problema. Quando parlavo di queste tematiche, la parola più come dire, se potevo mettere un hashtag, l'hashtag era problema. Ecco, adesso più che problema si sta ragionando in un contesto di sistema e di trovare insieme delle soluzioni, e quindi l'ascoltare dentro e fuori, il mettersi in ascolto quindi con gli stakeholder interni ed esterni, sta producendo nuove progettualità che hanno una ricaduta non solo interna ma appunto anche una ricaduta sul territorio, e questo è fondamentale per trovare delle nuove prassi che possano portarci più rapidamente al conseguimento dell'obiettivo 5 e non solo di quello.